Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 12ª puntata di stagione di Calcio di Rigore. In eccellenza volano al comando savignanese classe, in promozione il Pietracuta continua a condurre il girone ma si avvicina il Giovane Cattolica distante solo un punto. In promozione marchigiana perde la Filotranese ma mantiene il comando della gradatoria, invece in prima categoria girone H Romagna perde il Novafeltria agganciato dal Morciano. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione, do la buonasera a Valentina Violini. Buonasera a tutti, colgo l'occasione per salutare e ringraziare Matteo Zampini che cura la nostra pagina Facebook calciodirigore.official e ricordarvi che potete interagire con noi via SMS e WhatsApp al 333 6094 299. Bravissima Valentina, e come sempre andiamo a ricordare chi ci affiancherà stasera per quanto riguarda questa puntata. Ritroviamo con piacere l'allenatore e opinionista Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Buonasera mister. Poi andiamo a salutare, diamo il benvenuto nei nostri studi per la prima volta al centrocampista del Colonnella Gianluca Vitali. Buonasera a tutti. Ciao Gianluca, grazie per aver accettato l'invito e andiamo a salutare anche lui, diamo il benvenuto per la prima volta nei nostri studi al difensore del Giovane Cattolica Michael Parma. Buonasera a tutti. E infine anche lui una novità, Massimo Ballarini per quanto riguarda centrocampista Corticella. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Iniziamo da te. Allora questo Corticella quest'anno è la vera sorpresa di questo campionato di eccellenza in qualche modo. Per prima parte di stagione siete stati anche al comando della graduatoria, poi cosa è successo? Ma è successo che comunque per le prime 5-6 partite può capitare, poi quando si va ad affrontare diciamo la metà del campionato si equilibra un po' tutto e alla fine adesso è molto equilibrato e ci saranno molti scontri nelle ultime 3-4 partite del girone d'andata. Noi ne abbiamo 2 importantissimi in casa, sia col Classe che contro la Savignanese fra 2 domeniche, e secondo me è un campionato molto molto equilibrato col fatto che se ne sono andate sia Rimini che Sasso Marconi. Sarà molto contento, bello, no? Sì, contento fino a un certo punto. L'anno scorso con Rimini era un bel campionato, ci si è divertiti, poi ovvio che nel girone di ritorno si sono viste le differenze. Molto. Si è vista molto la differenza del Rimini, un passo diverso e anche quella del Sasso Marconi ha meritato di andare in Serie D. Michael, invece tu sei out per un infortunio, ci auguriamo che tu possa rientrare il prima possibile. È iniziata questa stagione diciamo in mal modo, ma però sei pronto, almeno fra un mese si dice, a rientrare, no? Speriamo di sì, dai, per gennaio. Giovane Cattolica che punterà comunque alla vittoria del campionato. Abbiamo visto che davanti c'è il Pietracuta, è un campionato difficile quello che state affrontando? È un campionato tosto, molto equilibrato, dove ci sono molte squadre competitive. L'anno scorso giocavi nel Real Miramare, hai fatto anche tu a livello personale un salto di categoria, no? Sì, sono quest'anno in prestito al Giovane Cattolica, dove al momento sono fuori, ma spero di tornare al più presto. E noi ti facciamo ovviamente l'in bocca al lupo. Sì. Andiamo a sentire anche Gianluca, ieri avete fatto il miracolo, in 5 minuti poi davate 2-0, avete agguantato il Verrucchio e poi avete rischiato anche di vincere la partita. Sì, abbiamo fatto una bella rimonta, siamo stati bravi a non mollare, tra virgolette, su un campo difficile comunque come quello del Verrucchio. E purtroppo 2 disattenzioni ci sono costate 2 gol, ma siamo stati comunque bravi a non mollare, quindi un punto positivo. E siete bravi perché comunque avete cambiato molto e vi faccio anche l'in bocca al lupo a te e ai tuoi compagni per questo campionato. Abbiamo sentito Paternò in settimana che ci ha raccontato qualche aneddoto anche per quanto riguarda la realtà del Colonnella. Massimo, allora lo possiamo dare in diretta l'annuncio, tu sei il nuovo allenatore della nazionale italiana, mi dicono. Ma assolutamente no, i danni sono già stati fatti, credo che altri danni non ne abbiano bisogno. Oh, porca miseria, io che Il Titanic non si riprende dal fondo, quindi... No, non credo che non ci siano altre situazioni in mezzo. Quindi niente scoop, niente scoop. Allora Valentina, preparati perché con l'ausilio del nostro Stefano Papini iniziamo la prima categoria eccellenza e quindi a dire risultati e classifiche, vai! Ok. Classe Real San Lazzaro 3-1, Corticella Cervia 1-0, Diegaro Alfonsine 3-3,
Faenza Savignanese 0-1, Fiariccione Progresso 1-0, Marignanese Granamica 0-0, Massa Lombarda Castrocaro 1-0, Russi Argentana 0-2, San Pietro Sampa Imola 0-0. Bravissimo, adesso andiamo a vedere sempre con l'ausilio del nostro Stefano Pappini la classifica dopo l'ultimo turno, prego. Savignanese classe sono in testa a 28 punti, poi abbiamo Granamica 24, Diegaro 23, Fiariccione 22, Corticella 21, Alfonsine 20, Cervia Castrocaro 19, Argentana Progresso e Russi Massa Lombarda 16, e il Faenza e Sampa Imola 14, il San Pietro a 11, la Marignanese a 8 e il Real San Lazzaro a -1. Massimo, rispetto all'ultima volta, quando eri stato ospite nei nostri studi, notiamo che la Savignanese viaggia a braccetto con il Classe in testa alla classifica d'eccellenza. La Marignanese in fondo alla classifica inizia a fare qualche punticino in più, però è clamorosa la situazione del Faenza, era quinto, sesto in classifica, precipitato addirittura al 14° posto. Ma è chiaro che lì probabilmente ci sono dei problemi, non so quanto possono essere societari o quanto dei giocatori. È chiaro che questa situazione fa bene per quelli sotto, diciamo così, perché agguantano una realtà abbastanza importante. Savignanese sta facendo il proprio campionato, ma è una garanzia, è una conferma, insomma, per cui credo che gli equilibri ancora siano da rivedere. Adesso vi faccio vedere appunto anche a te Marco, ti faccio vedere i primi servizi per quanto riguarda il torneo d'eccellenza, andiamo a scoprire anche le realtà che vi vedono protagoniste. Prego Valentina. Andiamo a vedere adesso la sintesi tra Russi e Argentana. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Grossa chance persa dal Russia a domicilio contro l'Argentana che invece torna a respirare agguantando in classifica a propri falchetti. La partita potrebbe sintetizzarsi così: del calcio alla fortuna premia gli audaci, brava e concreta l'Argentana ma spesso è avversa con chi ha un conto da pagare. I 3 lenni colpiti dal Russi pesano come un macigno sull'evolversi del match. In apertura Beide tocca subito questo pallone per Camorani, tiro di quest'ultimo a fin di palo. Stesso lato, Camorani questa volta si accentra, va alla battuta, mira la porta, ma Casadio si distende e blocca. In contropiede si vede il Russi, Gallamini dialoga con Gualandi, gran botta di quest'ultimo che si stampa sulla traversa dalla porta, difesa da Piovaccari. Ricci, dalla 3/4, si libera dall'avversario e riesce a girarsi in diagonale lento che si spegne al lato. L'Argentana affonda e rischia di far male, azione che parte sulla destra, attraversando al centro, Orlando buca il pallone e Folegato lo deposita sul fondo. Occasione ghiotta per gli ospiti che in difesa traballano come non mai. Piovaccari esce a farfalle, batte e ribatti di testa con Vasamini che centra la clamorosa traversa. Secondo legno nello spazio di 10 minuti per i padroni di casa. Ma il festival dell'horror di una difesa ballerina tende a non finire, come il conto della bendata per i russi che rubata palla mette Ricci nelle condizioni di concludere a rete. Palo clamoroso. L'Argentana nella ripresa prende coraggio, contropiede, tiro di Bade, pallone sul fondo, ma al 52esimo succede l'inverosimile. Punizione di Amadori, sporcata dalla barriera per l'1-0 dell'Argentana. Il Russi paga la cattiva sorte con la dea bendata e la scarsa precisione sotto misura. Saltano i nervi, Galabini ha un gesto di reazione sull'avversario, cartellino rosso e via nello spogliatoio, anzitempo. Russi che quantomeno cerca una reazione da calcio piazzato, Ricci chiama alla presa Piovaccari, ma dall'altra parte gli ospiti pungono. Il neoentrato senese inventa il tiro della domenica, botta dalla distanza e pallone nel set per il 2-0 ospite che sa tanto di respiro per la classifica dell'Argentana che sale al 10° posto della graduatoria. Nel finale, punizione di Folegatti, alzati in corner da Casadio, il Russi si rende pericoloso con questo colpo di testa che termina alto, mentre dall'altra parte Folegatti e Senesi dialogano, slalom di quest'ultimo da applausi, botta finale con piedone di Casadio a negare la gioia del gol. Argentana che legittima la propria vittoria in virtù di una ripresa decisamente migliore rispetto a una prima frazione di gioco, giocata a ritmo blando. Ho una domanda per Marco, secondo te la classifica rispecchia la realtà? Ma sicuramente in questo momento sì, c'è da dire che la Savignanese è tanti anni che fa questa categoria qui e ha sia un mister preparato per vincere sia anche un gruppo di giocatori che sa quello che devono fare. Il Classe non lo scopriamo oggi perché comunque anche l'anno scorso ha fatto un signor campionato, è arrivato dietro a Rimini e Sasso Marconi e quindi diciamo che adesso in questo momento è giusto che Classe e Savignanese stiano là davanti, poi comunque c'è sempre dietro il Granamica che è una realtà di Bologna che sta facendo molto bene, il Riccione perché ha perso comunque 1 o 2 partite, se no comunque anche il Riccione c'ha la squadra per star lì. Adesso andiamo a vedere la sintesi tra San Pietro in Vincoli e Sampa Imola.
romagnasport.com. Il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Pareggio che rispecchia l'andamento del match, uno 0-0 senza emozioni, quello tra San Pietro in Vincoli e Sampa Imola. Si affrontavano la terzultima e la quartultima della classe, con gli ospiti che nella seconda frazione di gioco hanno cercato con maggior volontà la via del gol, ma per entrambi i portieri un pomeriggio quasi inoperoso, se non per qualche uscita. Al 13esimo, la prima, si fa per dire, emozione del match, traversione di Giordumi, insidioso, sul quale interviene Mengolini alla deviazione in corner. Un giro di lancette e Collino dall'altra parte ha l'occasione per sbloccare il match, mira però da dimenticare. Alto traversone del San Pietro in Vincoli con il solito Giordumi con deviazione sulle braccia di Sartiani. Lo stesso Giordumi arriva alla conclusione, ma Sartiani para senza difficoltà. Stessa cosa per il collega Bissi che esce in tranquillità sul cross di Tonini. In chiusura di tempo, distesa sulla destra di Giannelli, ma Bonabitacola non riesce a impattare il pallone come vorrebbe verso lo specchio della porta. In avvio di ripresa, con le immagini a cura di Alessandro Bulli, vediamo il tiro di Giordumi che termina al lato. Ancora padroni di casa in avanti con un tiro di Fiaschini bloccato da Sartiani. Pericolo in area avversaria al minuto 14 quando l'uscita di Bissi su Collino è provvidenziale per evitare il peggio. L'azione prosegue con Piva che in scivolata consegna il pallone all'estremo di casa. Ancora ospiti in avanti con il cross di Borini con tiro finale di Conti. Felli salva, deviando in corner. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Conti che da buona posizione mette là. Altro tiro dalla tre quarti, questa volta ad opera di Errani, ma centrale. Nel finale, ennesima espulsione in stagione per Migliaccio, reo di un intervento scomposto e per doppia munizione lascia dunque i compagni in 10 uomini con il risultato che non cambierà 0-0 tra San Pietro e Sampa Imola. Massimo, vedendo la classifica questa sera fa sensazione anche un po' il quinto posto della Fiariccione, perché per tanto tempo è stato in testa alla classifica. Secondo te è tutto normale? Ci sta anche questa pausa, chiamiamola così, pausa di riflessione? Ma la FIA comunque sia ha fatto e sta facendo un buon campionato. Probabilmente ha avuto qualche disattenzione per quanto riguarda l'organico, ma io credo che ha tutte le potenzialità per poter fare bene. Invece per quanto riguarda l'Alfonsine, aveva iniziato questo campionato in difficoltà? L'Alfonsine ha un gruppo giovane, un allenatore molto giovane e ha forse delle difficoltà maggiori, però credo che anche questa possa comunque fare un buon campionato. Chiaramente non può fare un campionato di alto vertice, però sono convinto che possa fare bene. Marco, per quanto riguarda il Progresso, tu che comunque giochi nel Bolognese, è una formazione come l'hai vista tu per quanto riguarda questo campionato? Ma sinceramente noi è stato il derby, abbiamo fatto 2 Esatto. domeniche fa e ha una squadra, cioè, sicuramente non da questa classifica qui, magari meriterebbe di stare più avanti, però è normale che, come dicevo prima, è molto equilibrato, quindi alla fine è dura vincere con tutte, hanno anche loro perso dei punti e hanno perso anche domenica e questo è l'esempio di un campionato che secondo me ancora non ha preso uno squadrone come l'anno scorso poteva essere il Rimini. Quindi magari... ti cambio leggermente la domanda, sentendo anche quello che mi stai dicendo. In questo momento se tu dovessi dire da qui alla fine se c'è una squadra, non sapresti dirmela? Adesso no, adesso farei fatica sinceramente, anche perché ancora le dobbiamo incontrare tutte e a noi manca sicuramente 4 partite e dobbiamo incontrare Classe e Savignanese che in questo momento hanno un passo magari in più delle altre, quindi non saprei bene una squadra, non penso ci sia adesso in questo momento. Apprezzo la tua sincerità. Ebbene, con l'ausilio del nostro Stefano Papini andiamo a vedere anche con la nostra Valentina il prossimo turno per quanto riguarda l'eccellenza. Alfonsini Fiariccione, Argentana San Pietro, Castrocaro Russi, Cerva Diegaro, Granamica Massa Lombarda, Progresso Marignanese, Real San Lazzaro Corticella, Sampo Imola Faenza, Savignanese Classe. Marco, il prossimo turno è un derby con Real San Lazzaro, sappiamo tutti purtroppo la situazione per quanto riguarda questa squadra. Qui si parla del fallimento della nazionale, del fallimento italiano per quanto riguarda anche la missione di certi club come il Modena in Serie C, però bisognerebbe capire chi ha intromesso il Real San Lazzaro in questo girone. Sinceramente le dinamiche giuste non le so neanch'io, anche se sto su a Bologna. Noi sappiamo che squadra sono perché li abbiamo incontrati nel girone di Coppa Italia. Non so quanto siano cambiati, non so chi sono i giocatori, è vero, hanno 0 punti, se non meno 1, però sicuramente sono quelle partite dove non sono da sottovalutare assolutamente perché è proprio lì dove si può perdere dei punti. Noi dobbiamo essere bravi questa settimana
a sapere che queste partite qui le vinci più magari con la testa, con l'atteggiamento, non sottovalutando sicuramente l'avversario, anche se dalla classifica sicuramente in difficoltà sono perché hanno meno 1, però noi dobbiamo essere bravi proprio in quello a non sottovalutarli. Bravo, bella risposta. Adesso, sempre con il nostro Stefano Papini e la nostra Valentina, andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno di promozione. Ci aiuta proprio in questo caso il nostro Stefano. Abbiamo il Calcio Cotignola Savio 5-1, Football Cava Gatteo 1-1, Egea Marina Reno 1-3, Pietracuta del Duca Ribelle 1-1, Reda Giovane Cattolica 0-4, Ronco del Vais Forlì Tropical Coriano 1-1, San Pieranna Gambettola 1-3, Savarna Torconca 1-1, Stella Bellaria Egea Marina 1-0. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che si fa interessante soprattutto per i colori giallo-rossi del Cattolica. Abbiamo in testa il Pietracuta 27 punti, Giovane Cattolica 26, Tropical Coriano 24, Torconca del Duca Ribelle 23, Calcio Cotignola Gambettola 22, Ronco del Vais Forlì Reno 21, Stella 19, Football Cava 18, Egea Marina Reda 15, San Pierana 14, Savio Calcio 11, Savarna 10, Gatteo 8 e Bellaria Egea Marina 3. Allora Massimo, prima di sentire il nostro Michael, diamo un'occhiata alla classifica. Stefano, ti prego di aiutarci, di mostrarla nuovamente. Pietracuta al comando, l'abbiamo detto già nelle precedenti puntate, grande sorpresa. Giovane Cattolica, Radio Mercato diceva quest'estate che era la squadra favorita per vincere il girone. Andiamo a vedere le altre. Tropical Coriano, Torconca e del Duca Ribelle. Cosa mi dici? Diciamo che sicuramente il Cattolica farà parte delle prime fino alla fine, anzi secondo me è la candidata per vincere questo campionato. Poi dopo l'avvento di Giorgi sicuramente ha qualcosina in più, non che magari il mister di prima non avesse quel qualcosa in più, però si è compattato questa squadra. Sotto c'è il del Duca Ribelle che attraverso la fusione sta arrivando comunque anche lei a buone situazioni, si sono affrontate fra la prima e la terza, la quarta, e hanno fatto un pari, per cui credo che i valori siano i medesimi. Il Torconca è quella squadra che probabilmente viene fuori attraverso una situazione di rivista per quanto riguarda il mercato che fra un po' arriva. Ecco. Due realtà che tu conosci meglio di me, Gambettola e Egea Marina. Gambettola è tanti anni che sta facendo questa categoria, è quella più pronta forse ad affrontare questo tipo di campionato. Egea Marina ha un allenatore molto nuovissimo, diciamo così, anche questo subentrato. Credo che comunque quella più potenzialmente pronta per essere un po' più avanti è sicuramente il Gambettola, che tra l'altro poi mi sembra che domenica giochino contro. Bravissimo. Ora andiamo a vedere la sintesi tra Polisportiva Stella e Bellaria. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Per i Bellaria ogni partita va giocata fino all'ultimo secondo perché la fortuna bacia le stelle, in particolar modo quella che si chiama Polisportiva Stella. I gol di Gabellini all'ultimo secondo del match sa di amaro, non certamente Lucano ma Romagnolo. Eppure la Stella legittima il successo fin dalle prime battute quando un'incursione di Greco viene murata dal corpo di Trezza. La Stella rischia di farsi del male da solo quando Temeroli esce a farfalle, lasciando il pallone divenuto preda per un istante suo, ma poi lasciato nel vuoto, brividi e non poco. Pronte le scuse per l'ex Rimini. Dall'altra parte, dopo un'azione manovrata sotto misura, Garcia va alla battuta, traversa piena, raccoglie Lazzaretti che da buona posizione spara alle stelle. Il Bellaria si rende pericoloso dal calcio piazzato, da prima per Ahmed che di testa è bravo ad anticipare il suo diretto marcatore ma mette alto. In contropiede viene annullato un gol a Gakovikai, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco. Scatto sulla sinistra di Greco che mette un traversone insidioso al centro dell'area di rigore dove chiude Ferraro evitando il peggio. Cambia fascia, Greco questa volta è dall'altra parte, dalla parte destra, lascia partire un destro al giro sul quale Trezza ci mette i pugni. Sul finire di primo tempo, Adriatici avanti con questo numero di Mattioni che mette al centro per Ahmed, murato dalla difesa di casa, sul più bello. La Stella vuole chiudere il tempo in vantaggio per Greco, l'occasione per sbloccare la gara ma il legno superiore nega la gioia del gol al numero 11.
La ripresa è meno emozionante in fatto di occasioni, anche se sono tutte di marca locale. Lo show inizia con una gran staffilata di Greco, pallone fuori di un nulla. Lo stesso Greco vola sulla destra, poi porta a spasso 2 avversari prima di essere murato dal corpo di Trezza. È la volta del neoentrato Baschetti che aggancia male il pallone da buona posizione, permettendo a Trezza di agguantarlo. Nel frattempo Gabellini fa le prove del gol. Gran tiro dalla distanza, Trezza respinge in corner da campione. All'ultimo respiro, da una rimessa laterale, nasce il cross del neoentrato Mariani per la testa vincente di Gabellini che regala ai suoi il gol partita, spedendo all'inferno ancora di più un Bellaria che cullava il 4º punto in stagione. Massimo, ci siamo attaccati, io sono già santo di nome San Daniele, poi hanno fatto anche il prosciutto, San Massimo anche, però il Bellaria c'è una sfortuna incredibile, paragonabile forse anche al Benevento in Serie A. Ultimo secondo del match, 4 punti in stagione forse in tasca, tac, gol della Polisportiva Stella. Allora, il Bellaria concede tantissimo, ma altrettanto ha delle altre situazioni, normalmente gioca un po' meglio, merita magari qualcosina in più, questi giovani sono ragazzi importanti. Sì. Dobbiamo vedere che, insomma, che il Bellaria è in questa situazione non solo per tante situazioni. Per tante. Vale, so Mi che è appena arrivato un messaggio. Oh Vai. Marco, saluta il tuo nipotino che ti sta guardando, Teo. Guarda che intonazione che l'hai, più incazzata lei che tuo nipotino a casa. No, ma ha messo tutte le emoticon, quindi... Sì, mio fratello, sicuro. Dai, Mi vede salutiamo. poco. Sì, lo saluto. Oh, però con più entusiasmo, Marco. Oh, fatti vedere quello che adesso no. Ok, perfetto, perfetto. Cosa andiamo a vedere adesso? Vediamo se Ora è andiamo a preparata vedere la sintesi di girone tra il Pietracuta e il Duca Ribelle. Il Pietracuta pareggia al 90° con il forte del Duca Ribelle, mantenendo la vetta solitaria con un punto di vantaggio sulla giovane Cattolica. Partita equilibrata tra la capolista e una delle squadre più attrezzate per conseguire la vittoria del campionato. Nel primo tempo poche emozioni, con le squadre che giocano a ritmo elevato, soprattutto a centrocampo, senza concedere nulla agli attacchi avversari. A Pietracuta non basta la verve di Tani, con un paio di traversoni dell'esterno offensivo non raccolti dai compagni di squadra. Le poche emozioni vedono gli ospiti pericolosi. Dalla bandierina nasce il piattone di Fabbri che infila la Sani, ma viene ravvisato un fuorigioco e quindi rete annullata. Pietracuta in avanti con questo colpo di testa di Davide Fabbri che è una via di mezza tra un colpo cercato verso la porta o a servire Fratti. Viene fuori un nulla di fatto. Sul finire, pallone nuovamente a cercare Fabbri attraverso un accento tutto reso vano dalla posizione di offside. A inizio ripresa, ripartenza ospite letale alla Pietracuta, traversone di Asturi, Pavani a terra Pasquali. Dalle predie di Sadrudi si vede il tocco del difensore centrale proprio sul numero 6 in maglia bianconera. L'arbitro decreta il penalty, lo stesso Pasquali trasforma dagli 11 metri, infilando alla sinistra di Lasagni che può solo intuire la traiettoria. Lo stesso Pasquali appoggia per Eric Fabbri, sassata al lato. Al 62esimo il Del Duca rimane in 10 per l'espulsione di Diop, causa doppia ammonizione. Gli ospiti continuano a pressare, il neoentrato Mordenti appoggia per Fabbri che prende maggiormente l'emissione della porta rispetto alla volta precedente, pallone però fuori di un nulla. Il Pietracuta attacca furiosamente alla ricerca del pari, trovando però la squadra avversaria attenta a protezione del proprio portiere Delai. La rete del pareggio arriva al 90esimo. Alilai batte una punizione da sotterra per Fratti. Il cross viene deviato nella propria porta da Cristofori per l'1-1, ristabilita dunque la parità in campo. Nel recupero è assedio del Pietracuta. Alilai sfiora l'incrocio dei pali su punizione. Tani, poco dopo sugli sviluppi di un corner, si inserisce sul primo palo, ma da posizione favorevole non inquadra la porta di Delai. 1-1, un punto per parte che non fa male a nessuno, soprattutto al tecnico dei padroni di casa Luca Fregnani. Penso che alla fine il pareggio l'abbiamo meritato, logico che a loro dà fastidio perché pareggio all'ultimo secondo, però diciamo che per oggi va bene, nell'ambito dei 100 minuti che alla fine sono stati 99, penso che se c'era una squadra che meritava di vincere forse eravamo noi, però va bene così perché è un'altra prova di maturità nostra, un altro gradino contro una squadra che qualcuno di questi l'anno scorso era 3 categorie sopra di noi perché facevano la Serie D, noi eravamo in prima, quindi bene, è un altro gradino che abbiamo fatto, un altro gradino importante per la nostra maturazione e oggi è un bel passo. Eh sì, Michael, allora la scorsa giornata avevate perso in casa del Cattolica malamente, ieri avete vinto con un poker 4-0 in esterna, oggi maggiori sorrisi ci sono stati, no? Hai sentito i tuoi compagni nonostante l'infortunio, qualcuno l'hai sentito? Sì, ho sentito che è stata una partita difficile, però dove si sono subito riusciti a trovare il gol con Brighi, dove dopo lì è stata una partita un po' in discesa.
Senti, per chi non ha avuto modo di conoscerti, anche perché comunque come dicevamo noi lo scorso anno qualche partita del Real Miramare l'abbiamo ripresa qui con le nostre telecamere, che tipo di giocatore sei? Le tue qualità, descriviti un attimo anche Radio Mercato, magari quest'estate ti troviamo anche una piazza per arrivare in Serie D, ovviamente scherziamo con gli amici di Cattolica, prego. Non ho un ruolo ben definito, cioè a me mi vanno bene un po' tutti i ruoli. Il mio ruolo preferito è il terzino, l'esterno di centrocampo, dove mi trovo meglio. Quest'anno ho giocato anche con Mancini a centrocampista centrale o esterno alto d'attacco, non ho problemi ad adeguarmi. Prima dell'infortunio, sapendo che arrivavi in una piazza importante come Cattolica, vedendo anche nella tribuna centrale che ti trovavi un determinato numero di persone, cosa hai pensato in quel momento? Che ricordiamo, tu sei un ragazzo molto giovane. Era una bella carica che ricevevi prima delle partite quando entravi in campo e niente, sono arrivato a Cattolica volendo far bene, purtroppo mi sono fatto male, però spero che a gennaio riesca a rientrare il meglio possibile. Ecco, il tuo obiettivo, togliendo appunto l'infortunio, vabbè, è quello ovviamente di recuperare, però se dobbiamo parlare di obiettivo di inizio stagione, prima che ti succedesse questo fatto, qual era? Quello di giocare immagino il più possibile, poi? Cercare la promozione con il Cattolica. Questo è vero, ho visto questo ragazzo è ambizioso. Questo mister lo puoi già convocare in nazionale, tanto ormai peggio di Ventura non potrai fare. L'ho rifiutato. Hai rifiutato anche tu come Ancelotti, sì, perché Valentina non ti ha dato un progetto tecnico in mano. Ok, questa è colpa tua, stiamo perdendo anche Zaniolo. Sempre colpa mia. Senti, con l'ausilio adesso di Papini noi lo chiamiamo Papen, un giocatore storico del Milan, e poi una sera faremo anche un reportage proprio su di lui. Andiamo a vedere quello che succederà nel prossimo turno, ovvero le sfide importanti che ci saranno, così cerchiamo anche di mandare in qualche posto anche il nostro Massimo a vedere qualche bella partita. Prego. Avremo Bellari Regia Marina contro Rida, Del Duca Ribelle Stella, Gambettola Regia Marina, Gatteo Sampierana, Giovane Cattolica Savarna, Reno Pietracuta, Savio Calcio Ronco del Vais Forlì, Torconca Calcio Cotignola, Tropical Coriano Football Cava. Ecco Massimo, rimani qualche secondo su questa schermata, Stefano, per piacere. Sicuramente ci sono delle sfide interessanti, tu dicevi prima, vabbè, la prima è Gambetto Regia Marina e poi abbiamo anche la Giovane Cattolica contro il Savarna e Torconca soprattutto Calcio Cotignola. Ma sì, secondo me i valori dovrebbero cominciare a delinearsi con questa partita, con Gambetto Legea sicuramente. E vedo anche una bella partita il Tropical Coriano contro il Cava. Mi trovi d'accordo che il Tropical Coriano comunque può dare davvero una scossa a questo campionato, considerando anche quello che ha fatto lo scorso anno, che ricordiamo fu un po' la delusione. Stavo cercando anche il messaggio che oggi ci aveva mandato sulla nostra pagina Facebook ufficiale Mister Montanari, Mister del Duca Ribelle. Prometto che durante la pausa pubblicitaria lo troveremo e lo faremo leggere poi alla nostra Valentina. Ci fermiamo un attimo con la pubblicità, lo dici tu? A tra poco, pubblicità. Bravo. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee.
Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Portopalos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Bruserul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Bruserul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o bruserul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Cara Valentina, stiamo per passare alla promozione marchigiana, però come promesso volevamo anche leggere la dichiarazione del mister Montanari, perché mi sembra giusta, ben scritta dal tecnico, e tra l'altro ha fatto anche i complimenti al Pietracuta. Prego Valentina. Salve, senza voler fare alcuna polemica e rinnovando come ho fatto a fine partita l'in bocca al lupo per il continuo del campionato a mister giocatori del Pietracuta, ci tenevo solo a sottolineare che nella rosa di quest'anno non c'è assolutamente nessun ragazzo che la stagione scorsa militava in Serie D, anzi 7 non avevano neanche mai fatto la promozione. Detto questo, complimenti al mister, giocatori e società del Pietracuta per lo straordinario campionato che stanno facendo. Sì, io penso mister, conoscendo anche il tecnico bene di persona Luca Fregnani, volessi dire più che altro per il passato che ha avuto la Ribelle per quanto riguarda la scorsa stagione, più che i singoli protagonisti. Però adesso ci spostiamo, grazie tanto mister Montanari, ci spostiamo alla promozione marchigiana, perché c'è anche il servizio della nostra Veronica Lisotti, ma partiamo con ordine, ci aiuta in questo momento Papen. Prego. Ok. Cantiano Calcio, Senigallia 1-0, Gabice Gradara Valfoglia 1-1, Mondolfo Lauretina 2-0, Nuova Real Metauro Esimana 0-1, Olimpia Marzocca Villa Musone 3-0, Passatempese Filotranese 1-0, Porto Recanati Camerino 1-2, Sassoferrato Moglie Vallesina 1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che si fa molto interessante per quanto riguarda i Gabice, perché ha recuperato un punto alla capolista. Vai. Abbiamo in testa il Filotranese a 20 punti. Olimpia Marzocca 18, Mondolfo Gabice Gradara 16, Camerino 15, Sassoferrato Valfoglia Cantiano Calcio a 14, Brava. il Porto Recanati Villa Musone a 13, Senigallia Passatempese 11,
Laurentina 10, Osimana 9, Nuova Real Metauro 5, Moie Vallesina a 1. Perfetto, perfetto. Questa è dunque la classifica. Ti faccio una domanda, Valentina. Qui, prendendo spunto da questa squadra, tu sei più Villa o più Musone? Prova a sorridere. Io sono tanto Villa. Ok, così mi piace. Bene, allora puoi riposare perché adesso andiamo a vedere il servizio relativo alla nostra Veronica Lisotti, Gabicce Gradara Calcio contro Valfoglia. Primo segno X stagionale per il Gabicce Gradara che al margine la splendida cornice di pubblico strappa un punto nel derby contro il Valfoglia. Assente Bartolucci per i biancazzurri, mister Barattini deve rinunciare a Ferrani, Facondini, Greco e Cancelliere. Spazio dunque agli under con l'ottimo esordio del difensore Filippo Scarponi, classe 99. Queste le sue prime parole al termine della contesa. È stata una partita difficile e molto equilibrata. Sono molto contento perché ho aiutato la squadra a risolvere questa partita molto difficile. Devo dire grazie al mister e alla società per questo esordio. In avvio di gara sono gli ospiti a farsi vedere con Calvaresi. Lo stesso numero 10 viene murato da Palazzi al 12°. Ancora l'estremo locale in luce sul tiro di Vegliò, mentre è nuovamente Calvaresi a cercare ma non trovare la porta. Al 17° si vedono i locali con il lob di Muratori che colpisce però il legno. Seconda frazione Gabicce Gradara remissivo, Valfoglia alla ricerca del gol del vantaggio a più riprese, ma è solo al 21° che i biancazzurri riescono a trovare la via della rete. Arduini lunga gittata sul secondo palo per la corrente Rossi che ruba il tempo alla retroguardia adriatica e incorre di testa. Non sasti biancazzurri potrebbero raddoppiare con Magnani che anticipa Palazzi. Arduini si fa trovare nel posto giusto, al momento giusto. Il Gabicce Gradara non ci sta e al 36° sfrutta l'unica vera chance sul binario Costa Santucci. L'attaccante rossoblu mette al centro un invitante pallone Grandicelli, anticipa tutti e con un colpo da biliardo regala un punto ai rossoblu. Prima rete stagionale per il centrocampista adriatico, queste le sue parole. È stata una partita sofferta, loro erano una buonissima squadra e ci siamo anche trovati in difficoltà. È arrivato questo gol, dai, sono contento, il primo in campionato, sono contento più che altro per tutta la squadra. Ultimo sussulto targato Valfoglia, ma il triplice fischio al Magi. Gabicce Gradara Valfoglia 1-1. Le parole del tecnico rossoblu Roberto Barattini. Il pareggio è il risultato più giusto e io lo colgo con molta contentezza e con molta soddisfazione. Perché il primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, il secondo tempo siamo calati e siamo andati anche sotto ingenuamente. Ci siamo battuti fino all'ultimo minuto per andare a pareggiare la partita e ci siamo riusciti. Molto soddisfatto, ringrazio i ragazzi tutti dal primo all'ultimo perché hanno fatto una prova veramente di cuore e sono contento. Eh sì, è stata una giornata interessantissima perché per quanto riguarda la Filotranese che era al comando della Gladiatore rimane comunque al comando, ha ricevuto la prima sconfitta in stagione con la Passatempese che ovviamente si è portata al quintultimo posto in virtù di questi 3 punti raggiunti contro la capolista. Una diciamo giornata con poche reti, 14, però tutti gol importantissimi, tutte vittorie quasi di misura con 5 vittorie interne, 2 vittorie esterne e un solo pareggio. Però adesso con il nostro papino andiamo a vedere qual è il prossimo turno con la lettura della nostra Valentina Viorini. Ecco qui. Camerino Passatempese, Senigallia Mondolfo, Vilotranese Sassoferrato, Laurentina Porto Recanati, Moie Vallesina Nuova Real Metauro, Osimana Olimpia Marzocca, Valfoglia Cantiano Calcio, Villa Musone, Gabicce Gradara. C'è anche Villa perché è chiamato Filotranese e Villotranese, bravo, mi piace, c'è proprio entarsi. Va bene, adesso ci spostiamo in prima categoria, preparati perché adesso andiamo a sentire il nostro Gianluca con il nostro Stefano Papini, andiamo a vedere risultati e classifiche. Prego Valentina, ti aiuto io perché ieri c'è stata il Nova Feltria che ha perso la leadership, cioè ha guantato a Morciano. Contro l'Atletic Poggio, infatti. Vai. Poi abbiamo il Bacchia Cesenatico Bagno di Romagna 0-0, Morciano Miramare 1-0, Real Miramare Junior San Clemente 3-3, Sant'Ermete Granata 2-1, Valle Savio Alta Valconca 0-1, Verucchio Colonnella 2-2, Vismisano Riccione 1-1. Andiamo a vedere la classifica che come dicevo si fa interessante perché in Morciano agguanta in Nova Feltria. Abbiamo in testa Vis Nova Feltria e Morciano Calcio a 21 punti, Real Miramare Atletic Poggio a 20, Riccione 17, Sant'Ermete Alta Valconca 16,
Verrucchio 15, Valle Savio, Granata, Vismisano, Miramare a 13, Bagno di Romagna 11, Bacchia Cesenatico 9, Colonnella 7, Junior San Clemente 6. Allora, Gianluca, iniziamo da te. Il Colonnella in questa stagione ha cambiato molto, come dicevamo a inizio puntata. Anche l'anno scorso siete partiti con qualche difficoltà, se non ero nella vostra storia, il secondo campionato in prima categoria, correggimi se sbaglio. Sì, l'anno scorso era il primo. Eravamo i novizi, diciamo, esatto. per la prima. Ecco, allora, le difficoltà quali sono state in questa nuova stagione in prima categoria? È cambiato il campionato? Secondo te ci sono compagini più forti? Allora, il campionato forse rispetto all'anno scorso ha aumentato leggermente di livello. È comunque molto equilibrato, anche come gli altri campionati, come dicevamo prima, di altre categorie. E quindi molto spesso le partite si risolvono per episodi o comunque non tanto tecnicamente, ma anche sotto l'aspetto fisico, contano molto gli ultimi minuti e quindi sono partite tutte molto tirate, si vedono un sacco di pareggi durante tutto l'anno. Le nostre difficoltà principali forse sono dovute al fatto che non abbiamo trovato forse subito quell'amalgama che consente ad una squadra di partire subito forte. Lo stiamo trovando in questo periodo e quindi sono fiducioso per le ultime partite, diciamo prima della sosta natalizia. Dobbiamo fare pochi calcoli perché insomma, la classifica si vede, quindi dobbiamo cercare di fare più vittorie possibili di qui a Natale. Secondo te, oltre al problema di unione, che ovviamente l'unione fa la forza, è mancato anche la cattiveria necessaria per portare a casa, tipo come avete fatto ieri? Ieri secondo me avete fatto una partita cattiva, perché alla fine sul 2-0, perdevate 2-0, siete andati a prendere l'avversario negli ultimi minuti e avete rischiato poi di vincerla quella partita. Quindi ti chiedo, è mancata la cattiveria in alcune partite? In alcune partite sì. Assolutamente sì. Quindi secondo te da capitano potevate fare di più? Assolutamente sì. Come dicevamo, come ho detto, il campionato è molto equilibrato, quindi molto spesso le partite o episodi o comunque chi ha più voglia, chi ha più determinazione riesce a portarla a casa. L'ho chiesto a Marco prima e lo chiedo anche a te. In questo momento della stagione, secondo te c'è una squadra più forte rispetto a tutte le altre? Direi di no. Mi è piaciuto così. Come ha detto Marco, si risolverà alle ultime partite o comunque chi riuscirà ad arrivare più in palla alla fine. Ci sono quelle 3-4 squadre che sono più attrezzate e che sono appunto davanti, comunque la classifica è molto corta, quindi si risolverà alla fine anche quest'anno. Adesso vi faccio la stessa domanda a tutte e tre, però ve la cambio leggermente, soprattutto a te Michael, però inizio da Marco. Marco, tu l'anno scorso hai detto era un piacere giocare in un campionato difficile come quello d'eccellenza perché c'era anche il Rimini, però in queste categorie qui, partiamo dall'eccellenza fino ad arrivare alla prima categoria, non scendiamo sotto perché seconda e terza secondo me può giocare anche Valentina con me che possiamo fare anche io. Mi sottovaluti, No, vabbè, mi sta sottovalutando, è forte, va bene. Secondo te, giocatori che hanno giocato anche in Serie D, in Serie C e in Serie B, quanto possono cambiare questo campionato? È giusto anche e soprattutto che giochino in questo campionato? Ma lo cambiano l'atteggiamento che hanno, sicuramente l'umiltà che hanno. L'anno scorso potevi incontrare giocatori del calibro di Richiuti, ma la differenza in campo poi la fa l'umiltà che hanno, tipo anche dico un nome come Noselli del Sasso Marconi, che è stato un giocatore vero e tuttora in queste categorie qui è umile e fa il giocatore. Cioè, quindi secondo me è l'umiltà del giocatore che si mette a disposizione della squadra in queste categorie qui che magari non gli appartengono neanche, perché Richiuti, Noselli, adesso cito questi due giocatori qui perché sono i due giocatori più rappresentativi, non c'entrano niente, però era veramente la grande umiltà e il grande sacrificio che facevano durante la partita che ti sorprende molto. State giocando perfettamente il mio gioco, infatti in base alla tua risposta tu mi servi l'assist per Michael. Tu l'anno scorso l'hai avuto nel Real Miramare, quindi prendendo spunto dalle parole di Marco, quanto influisce giocare con un giocatore come Docente ad esempio? Molto, perché è un giocatore con esperienza che ti sa consigliare, dare aiuti in ogni situazione, e sei un ragazzo molto umile, aperto, che è pronto a dare alla minima difficoltà un aiuto di tutti i tipi. Però tu sei troppo giovane e io non voglio punzecchiarti, ma punzecchio il capitano che è leggermente più esperto. Lui l'ha detto, finiamo il gioco arrivando a te, quando come diceva lui, sì, ti dai consigli, tutto quello che vuoi, però la partita è solo 0-0, non sai dove dare la palla, la dai a lui e te la risolve, giusto?
Così è semplice. Dire a parole è molto semplice, però sì, un giocatore così sinceramente, soprattutto per la squadra avversaria, la tiene sempre, diciamo, in preallarme, cioè fa paura. Poi soprattutto anche giocatori che entrano, mi viene in mente giocatori che entrano nel secondo tempo, che comunque sono forti, comunque di nome, fanno paura, perché magari la squadra è più stanca e quindi rischiano, appunto, si rischia molto quando incontri questi giocatori. È vero, è vero. Tu devi sapere, Valentina, che io prima ti ho nominato perché quando giocavamo a calcetto quest'estate con Massimo, il nostro amico Giacomo, che salutiamo, loro due facevano i fenomeni, davano la palla e non la buttavano mai dentro. Lo sai, vedi? Che io giocavo con io lavoro all'Acquafan, organizzavo io i calcetti misti, quindi tu questa cosa non la sapevi, io sono una fuori classe. Bene che me l'hai detto, perché dopo questa notizia stanotte non dormirò. Cosa andiamo a vedere adesso? Ora andiamo a vedere l'ultimo servizio di serata tra l'Athletic Poggio e Nova Feltria. Brava. Seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta per il Nova Feltria, battuto 1-0 da un determinato Athletic Poggio, ben messo in campo da mister Nicolini. I gialloblu di Fabbri rimangono in vetta, ma vengono agganciati da Morciano a quota 21. Grazie alla splendida vittoria del derby, l'Athletic Poggio insegue a pari punti con il Real Miramar a -1. Sfida di alta quota tra la prima e la quarta della classe, composti in prima fila preso a ridosso del campo, con tanto di curiosità anche dei più piccini. La prima emozione della gara arriva al 16esimo, Tassivaia salta Farabigoli e calcia dalla lunga distanza. Il ribalzo complica l'intervento di Semprini, che devia in corner sulla sua destra. Sul cross successivo dalla bandierina la palla si alza a campanile 3 volte, più del tiro da fuori area di Casadei. Ottima la sua coordinazione, conclusione potente che non inquadra però il bersaglio. Al 19esimo Tassivaia entra in area sulla sinistra, finge di rientrare sul destro e trova in fondo con il mancino, cross alla sotterra che viene deviato dalla difesa in corner. Ancora Tassivaia caccia dalla bandierina e trova il colpo di testa, questa volta vincente, di Cabori, con Semprini in uscita scavalcato dal cross. 1-0 per la squadra di Nicolini, e fin qui potremmo dire che in fatto di occasioni i padroni di casa meritano il vantaggio. Il Nova Feltria, dopo il gol, prova a prendere in mano il pallone del gioco, ma non riesce a insidiare la porta difesa da Sebastiani. L'Athletic Poggio, giovandosi dalla fantasia di Tassivaia, spinge con profitto sulla sinistra. Al 36esimo, sempre sul corner battuto dall'ex Petracuta, Guiducci sotto porta calcia alto il pallone del raddoppio dopo l'ottima sponda di testa di Pracucci. Qualche attimo di tensione proprio per il numero 3 dell'Athletic Poggio, poiché sbatte la testa sul terreno di gioco. Il Nova Feltria risponde al 41esimo con Guizzo del solito Cupi, che si libera a cross in dribbling. Il colpo di testa non è però la specialità di Fraboni, che non riesce a coordinarsi, mancando l'occasione del possibile 1-1. Nella ripresa al 51esimo Fabri passa 3-5-2 inserendo Francesco Baldini a supporto di Stefanelli, mentre 60 giri di lancette dopo è proprio l'attaccante sammarinese a cercare l'Eurogol. Il pallonetto di destro non inquadra il bersaglio. Si prova direttamente Fraboni al 13esimo da calcio piazzato, ma con un nulla di fatto. La gara si mantiene equilibrata senza regalare grandi sussurri fino al 71esimo, quando Stefanelli cade in aria sul contatto con Campanelli mentre cercava di avventarsi sul corner battuto da Fraboni. L'arbitro Corticelli lascia proseguire tra le proteste degli ospiti. Qui in questo caso scatta il replay. Il Nova Feltria sfiora il pareggio al 76esimo con un lancio di Amantini dalla propria metà campo, che trova l'inserimento di Stefanelli. Sebastiani esce con tempismo e rinvia di piede, ma Baldini è pronto alla conclusione dalla 3/4 a porta vuota, ma la sfera si alza di un nulla. Tra un buco nella rete e un buco nelle difese avversarie c'è ancora tempo per altre emozioni. Un minuto dopo, ancora Tassivaia strappa applausi con un dribbling fulminante, il cross che viene deviato in rete da Manfroni con la mano, gol giustamente dall'annullato e giallo per l'attaccante subentrato a Cabori, non nuovo a queste pazzie. Il Nova Feltria ha la grande occasione del pareggio sul calcio di rigore, lancio di Amantini che trova la sponda di Stefanelli per il tiro dal limite di Baldinini, Raffaelli sulla traiettoria cerca e trova il contatto con Campanelli. Dagli 11 metri si presenta Stefanelli che cerca di spiazzare il portiere, Sebastiani rimane in piedi fino all'ultimo e balza alla propria destra bloccando il pallone. Nel recupero l'Athletic Falco spreca la palla del raddoppio con Tassivaia che dribbla il portiere Semprini, ma di sinistro calcia al lato in diagonale. Con qualche patema di troppo i padroni di casa possono festeggiare finalmente la vittoria, sfatato il tabù Nova Feltria nel derby. Dopo il pareggio e i 2 persi nella precedente stagione, l'Athletic centra il primo successo portandosi a -1 dalla vetta. Massimo, la fusione ha fatto bene all'Athletic perché ha vinto finalmente il derby con il Nova Feltria, è una bellissima squadra, faccio i complimenti anche alla nuova dirigenza, 2 amici tra l'altro, e ieri ho visto una squadra ben organizzata che ha messo in difficoltà il Nova Feltria, non a caso l'ha battuta. Che idea ti sei fatto vedendo questo servizio? Ma sicuramente il pareggio va bene, anche se avevo visto che c'era un rigore forse in più su Mattia Stefanelli, sì. Però ho visto, mi sembrava abbastanza equilibrata, per cui aperta a tutti i risultati e il Nova Feltria purtroppo questa volta
Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, ma sicuramente sono pronti per rifarsi subito. Un parere tecnico: più rigore sbagliato da Stefanelli o più bravo il portiere a neutralizzare e rimanere in piedi fino all'ultimo? Sono convinto che quando i rigori si sbagliano è sempre l'attaccante che sbaglia. Però bisogna avere anche il coraggio di tirarli. Certo, ma comunque chi va a tirare, se lo sbagli, lo sbagli. Però lo sai, tu sei il nuovo allenatore, quindi se ci sono della nazionale, se ci sono i rigori che ci hanno portato sempre sfortuna... Ma non ci arriviamo con i rigori. Sapevo, io sto cercando di dare un progetto convincente. Stai toccando un tasto molto dolente per tutti. Sì, io sto cercando il nuovo allenatore della nazionale, invece lui mi sta rifiutando l'offerta. Andiamo a vedere con te il prossimo turno, che andiamo a parlare anche con Gianluca, chi sarà l'avversario del Colonnella. Prego, vai. Avremo l'Alta Valconca contro la Vis Misano, Bagno di Romagna Morciano Calcio, Colonnella Valle Sabio, Granata Verrucchio, Junior San Clemente Sant'Ermete, Junior San Clemente Sant'Ermete, sì, Miramare Real Miramare, Riccione Athletic Poggio, Vis Nova Filte e Bacchia Cesenatico. Allora Gianluca, prossimo turno contro il Valle Sabio, avversario ostico che non aveva mai perso, la prima sconfitta è arrivata contro il Riccione. Come detto prima, noi dobbiamo fare pochi calcoli in questo momento, quindi andremo in campo determinati. 3 punti. Dobbiamo fare i 3 punti. Uno fisso. Dobbiamo ripartire dai 2 gol che abbiamo fatto in 5 minuti la scorsa domenica e andare avanti così. Michael, tu l'anno scorso l'hai giocato, c'è il derby Miramare-Real Miramare. Che derby è questo? È un derby molto sulla cattiveria, un cattivo. Vedi, giovane hai già imparato. Marco, siamo in chiusura, telegrafico, i Corticella, so che tu non li ami i pronostici, ma secondo te ve la potete giocare per i playoff? Ma sicuramente dobbiamo essere bravi a finire questo girone d'andata e a stare lì, perché magari in questo momento bisogna essere consapevoli che il class e il Savignanese hanno un passo diverso. Poi a gennaio-febbraio sicuramente dopo le non vacanze quest'anno di Natale, perché si inizia subito il 6, il 7 per la Befana, lì vuol dire anche, cioè lì conta tutto, in quei 2 mesi penso che si decide un po' tutto, se si è lavorato più o meno bene sotto le vacanze di Natale. Bene, allora siamo addirittura d'arrivo, inizierei a salutare i nostri ospiti che ritroveremo, lui nella seconda parte con Sport Up, rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio, grazie all'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Rimani qui incollato e non ti muovere. Salutiamo il capitano del Colonnella Gianluca Vitali, grazie Gianluca. Grazie a tutti, buonasera. Salutiamo i difensori del Giovane Cattolica, li facciamo in bocca al lupo per il rientro, Michael Parma. Grazie, buonasera. E infine salutiamo il centrocampista del Corticella, Marco Ballarini. Grazie, buonasera. Saluta il nipotino se non si arrabbia. Ciao Simo. Più entusiasmo però. Oh, bravo, questa è una dichiarazione di grazie alla nostra Valentina Violini. Un bacio, a più tardi con Sport Up. Grazie Daniele ancora. Emanuelli. Grazie ancora.